cioè non ti si emozionava, raga, ma qua i guru direttamente dall'India fanno gli altri. Dall'India. E se chiama ramen a fasoi? No, e si chiama ramen hafazoi. Ramen a fasoi? No, ramen hafazoi, ramen hafazoi. Ramen a fasoi? E io praticamente queste vibrazioni riesce a guarirte. Sì, ma se ramen a fasoi spero che non sia vibrazione che penso mi. Marco, ma ti fidati, ascolta. Senti. Se avete già molti figli e la vostra situazione economica non è rosea, attenzione a fare bisboccia con vostra moglie, altrimenti poi vi troverete con 2 gemelli in più. Perché 2 gemelli? Lo dice il termine stesso, bisboccia. Capito? Bis boccia, giusto seria 2 bambini, bis boccia. Capito, mai pensati? No. Avete. Non vi piacciono i toni che usa vostra figlia? Ricordate, è sempre meglio che vostra figlia usi questi toni piuttosto che Tony usi vostra figlia. Vabbè, voglio dire anche. Cioè, Chi sei Tony? non so chi che sia, ma ti te fidarissimo. Di chi? Tony! Chi sei? Non so. E ora, consiglio del giorno. Quando sei felice, non essere triste. E quando sei triste, cerca di essere felice. O almeno prova. E se non riesci, amen. Anzi, ramen. Ma che consiglio, Zeo? Ma ascolta, non te l'hai sentito che parla di saggezza, Marco? Perla di saggezza? A me mi pare più a saggezza di un pirla. Ah, compare! Compare! Ma non te puoi lesere stando muto. Tanto muto, senti cosa che scrive. Immigrati, pronto un piano da 1 miliardo di euro. Allora che spendi, che chi tocca la chitarra 50 carte è mio, un piano da 1 miliardo di euro. Che dà a mangiare sta gente in casa, no, un piano da 1 miliardo di euro. Europa, dopo vi chiama Europa, chiama... Cosa tutti andare c'entra? in Europa. Cosa c'entra? Lesi e tasi, sta Lara! Ste notizie qua mi fai infuriare, mi t'ha detto oggi a Piazza Affari bruciati 3 miliardi di euro, vabbè, e non che dice niente a nessuno, mi vago in campi, brucio 3 cannette e arriva lì, subito arriva lì! cosa che te si deve dire? Guarda, Trump, quello dell'America, Trump, sono troppi i soldi persi in borsa. Comprati un taccuino, Trump! Disordinato! Se perdi tempo a borsa, comprati un taccuino e mi rompere i totani a me, disordinato! Santo cielo.